E bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi ricettuzza siciliana, carusi, andremo a fare la buonissima cuccia di Santa Lucia. Questa è quella dolce e l'ho fatta anche in versione salata perché in realtà nelle mie zone si fa di più salata. C'è chi la mangia solo la cuccia, c'è chi invece la fa con fagioli e ceci e questa è la ricetta che troverete oggi. A Palermo la fanno dolce con crema di latte, si può dire bianco mangiare, o con crema al cioccolato o con ricotta, e invece nelle zone di Catania la fanno salata o solo cuccia o con l'aggiunta di fagioli e ceci. Io l'ho fatta così perché la conosco così da sempre, mia mamma l'ha fatta in questo modo. Prima di lasciarvi alla ricetta vi voglio lasciare un detto che si diceva a Santa Lucia: per Santa Lucia ogni giorno aumenta come un goccio di cuccia, che significa da Santa Lucia in poi le giornate diventeranno più grandi. Sul blog vi scriverò anche un pochino la storia di Santa Lucia, andatela a leggere. Vi mando un grosso abbraccio, alla prossima ricetta, vi lascio alla ricetta. Ciao! Per prima cosa andiamo a mettere 48 ore prima il frumento in ammollo, quindi la cucina in ammollo, e ogni 24 ore andiamo a cambiare l'acqua. Dopodiché lo andiamo a sciacquare e lo andiamo a mettere all'interno del nostro pentolino. Calcolate che il frumento lo comprate sempre secco, in Germania lo potete trovare dai turchi, ragazzi, ok? Quindi lo andiamo a mettere nel pentolino. Io ne sto utilizzando 300 grammi da secchi e vado ad inserire per ogni 100 grammi di frumento 500-600 ml di acqua. Quindi andiamo a mettere il coperchio sopra e andiamo ad accendere la fiamma a fiamma media, dobbiamo dargli tempo. Una volta che inizia a bollire contiamo 15 minuti, sempre a fiamma un pochettino più alta, medio alta diciamo, non proprio media, e lasciamo cuocere esattamente 15 minuti così mentre che bolle. Dopodiché abbassiamo la fiamma al minimo. Nella mia induzione che arriva fino a 9, lo sapete già chi mi segue da tempo, io la metto a 3, quindi fiamma minima, ragazzi. La mettete col coperchio socchiuso, mescolate di tanto in tanto e la lasciate cuocere per 2 ore esatte. Trascorse le 2 ore andatela a controllare così con la mano, prendete un chicco, lo premete tra le mani, se si toglie la pellicina esterna in questo modo è cotto. Da noi si dice si leva a sfogliula. Quindi mettiamo il coperchio e lasciamo raffreddare completamente il nostro frumento, in questo modo assorbirà ancora liquidi e sarà giusto. C'è chi dice che lo mettevano prima sotto il letto a farlo asciugare così, raffreddare, scusate. Quindi trascorso il tempo di raffreddamento lo andiamo a colare, andiamo ad eliminare il liquido in eccesso. Chi la volesse fare solo cuccia adesso non dovete fare altro che andare a mettere sale, pepe, olio e ripassarlo in padella con un pochino di brodino. E ovviamente cannella è d'obbligo. Io invece l'andrò a fare con fagioli e ceci. Questa volta non utilizzerò quelli secchi ma quelli in barattolo, così facciamo prima. Vado ad utilizzare un barattolo di fagioli borlotti e un barattolo di ceci. Ma i ceci, l'acqua dei ceci non la buttate perché tra qualche giorno arriverà una nuova ricetta. Andremo a fare le meringhe, poi vi farò vedere meglio. Quindi andiamo a colare i nostri ceci e li mettiamo nel nostro pentolino. Facciamo la stessa cosa con i fagioli però prima, ragazzi, io li sciacquo sotto l'acqua perché non mi piace quell'acquetta viscidosa che c'è all'interno. Quello che vi voglio dire è: se decidete di partire da ceci e fagioli secchi, metteteli in ammollo almeno 12 ore prima di fare questa operazione e ovviamente ci vorrà più tempo per la cottura. Vado a coprirli di acqua, calcolate che per un barattolo di ceci, un barattolo di fagioli, che adesso non mi ricordo quanti grammi erano, ragazzi, non ho guardato, però su per giù sono quelli, tutti, quindi non vi potete sbagliare. Vado a mettere l'acqua, tipo 1 litro d'acqua, 1 litro e 2 di acqua. Vado a mettere un cucchiaino di dado perché purtroppo non avevo carotine per fare il brodo vegetale.
Ovviamente potete farlo solo con acqua, non salate adesso perché altrimenti si rallenterebbe la cottura dei ceci, quindi aspettate un attimino, andate a coprire con il coperchio chiuso, lasciate sobbollire per i primi 5 minuti a 6, dopodiché abbassate la fiamma a 4 e lasciate cuocere per 20 minuti. A quel punto anche i fagioli e i ceci sono pronti. Qui potete unire una foglia di alloro, una foglia di rosmarino, quello che più preferite. Condimento importante per la cuccia ovviamente è la cannella, ragazzi. Io non la metterò perché a noi non piace, quindi non me ne trovo mai a casa. L'ho usata forse solo in una ricetta, in quella della granita siciliana, perché non si sentiva, però noi non usiamo cannella in generale. Quindi so che sono strana da siciliana, però è questa, raga, che vi voglio dire. Quindi andiamo a assaggiare dopo 20 minuti i ceci e i fagioli, sono pronti e li andiamo ad eliminare un po' di acqua di cottura, la mettiamo da parte. Poi andremo ad aggiungere la nostra cuccia, aggiustiamo di sale e di pepe e di cannella ovviamente e la nostra cuccia è pronta. Ovviamente voi vedete meno quantità perché la cuccia la mangio solo io a casa mia, quindi quella che è rimasta poi la darò a mia zia. E per i miei figli e mio marito ho fatto pasta, fagioli e ceci. Quindi vado a mettere pure un figlio di olio extravergine di oliva e vado a fare cuocere ancora un paio di minuti, 5 minuti bastano. E buon appetito con la cuccia salata di Santa Lucia. Questa qua, ragazzi, veniva servita per le strade nella mia zona quando c'era Santa Lucia nei bicchierini di plastica, quando specialmente c'erano delle feste, no? Delle ricorrenze come la festa del grano del mio paese, veniva messa nei bicchieri di plastica e la gente la mangiava pure per strada. Ovviamente chi la fa la passa al vicino di casa ed è davvero una tradizione meravigliosa quella di Santa Lucia. E andiamoci ad occupare della crema al latte o bianco mangiare, perché in questo modo si fa pure il bianco mangiare per la cuccia dolce. Quindi andremo a prendere 1 litro di latte, 90 grammi di amido di mais, la scorza di un limone biologico e 180 grammi di zucchero. Io non ne metto tantissimo, ragazzi, zucchero perché le cose dolci non mi piacciono. Ovviamente gli ingredienti che vi sto dando sono quelli per 300 grammi di frumento. Quindi vado a mettere quasi tutto il latte all'interno del pentolino, l'altro lo lascio da parte e lo vado ad unire insieme all'amido di mais e vado a mescolare. Questa operazione la faccio per non stare tutto il tempo sul fuoco a mescolare. Quindi metto anche la scorza del limone all'interno del mio pentolino che vado a tagliare con un pelapatate per evitare di prendere la parte bianca che sarebbe quella più amara. Metto lo zucchero e porto il latte quasi a bollore. Una volta che il latte inizia a bollire vado a versare il latte caldo all'interno del composto di latte e amido e vado così a stemperare il composto. Rimetto tutto sul fuoco e mescolo fino a che la mia crema di latte non sia completamente pronta. Ovviamente non può filare liscia se prima non faccio un casotto, come avete visto. Quindi andiamo a mescolare del tutto fino a che si addensi, ragazzi, non vi togliete dal fuoco, sempre a fiamma minima. Dopodiché, una volta addensate, eliminiamo il limone e dividerò adesso la crema in 2 parti perché metà l'andrò a fare al cioccolato, così che accontentiamo tutti. Quindi vado a dividere la crema in 2 e in metà della crema vado ad aggiungere 50 grammi di cioccolato fondente che ho prima tritato a scaglie con un coltello e vado a mescolare velocemente. Questa operazione la dobbiamo fare quando la crema è ancora calda, così che il cioccolato si scioglie. Quindi quello che dobbiamo adesso fare è andare a formare la nostra cuccia dolce. Basterà unire la cuccia che è ben colata e asciutta un paio di cucchiai all'interno della nostra crema. In questo modo. Questa che vedete invece nell'ultima ciotolina dove sto aggiungendo la cuccia è crema di ricotta, della quale troverete la ricetta tra 1 o 2 giorni, ragazzi, non di più. Quindi una volta inserita la cuccia io adesso ho fatto raffreddare un pochettino la crema e quindi già si stava addensando tantissimo. Una volta inserita la cuccia andiamo a mescolare il tutto e poi serviamo su dei bicchieri.
e andiamo a decorare come meglio preferiamo. Andrò a farvi a parte la crema di ricotta così che la troverete a disposizione nella playlist ricette base ogni volta che dovrete andare a farcire qualsiasi tipo di dolce e non solo la cuccia. Quindi andiamo a mettere sulla cuccia alla ricotta rondelle o scagliette di cioccolato fondente e pistacchi. Poi metterò una ciliegina sopra rossa ed è pronta. In quella al cioccolato invece metterò dei canditi all'arancia, perché cioccolato e arancia si sa che sono la fine del mondo, e metterò anche poi la ciliegina sopra. In quella al bianco mangiare semplicemente della codette colorata. Comunque ragazzi, le decorazioni sono davvero a sé, potete decorare come volete, potete decidere di non mettere la cannella o di metterla perché in realtà è un particolare della cuccia, fate voi. Comunque questa è la mia idea di cuccia dolce e salata tutta per voi, ma prima di lasciarvi vi voglio raccontare una cosa. Come annunciato nelle storie di Instagram, grazie all'idea che mi ha dato la cuoricina Valeria del canale Telegram, che mi ha mandato le foto del suo meraviglioso presepe, mi è venuta l'idea di condividere con voi un momento di gioia e di spensieratezza andando a fare un video con tutte le vostre foto dei vostri presepi, dei vostri alberi e delle vostre decorazioni, non dichiarazioni, la dichiarazione dei redditi non la voglio raga, nelle vostre decorazioni natalizie. Questo perché ragazzi magari stiamo vivendo in un periodo bruttissimo, così tutti insieme possiamo sentirci un po' più uniti. Inviatemi le vostre foto su Instagram, su Pinterest o anche su Facebook, sulla pagina Facebook o su Telegram delle vostre decorazioni di Natale entro il 15 dicembre, così che io andrò a mettere qualche giorno prima di Natale il video con tutte le vostre foto. Questo mi farebbe un enorme piacere, già state reagendo benissimo perché me ne state inviando tantissime. Io vi ringrazio sempre, questa è la mia idea di cucina salata e dolce, quindi io vi auguro buona Santa Lucia a tutti, alla prossima videoricetta dalla cucina del cuore. Ciao!